Eravamo qui su questa strada, eravamo tutti un po' pari pari, nel senso non proprio in fila indiana. La macchina è arrivata, cioè, stava salendo, noi eravamo circa a metà, un po' meno. Ci ha fatto i fari, ci siamo cercati di spostare tutti in parte. Non ho capito il motivo, non ho capito bene il perché. L'ho rivisto in mezzo alla strada con la macchina che l'ha travolto. I punti da chiarire restano molti nella tragica fine del 17enne Kevin Carraro, morto giovedì notte dopo essere stato travolto da un SUV in via Lovara a Campigo. Kevin, con altri 6 amici in sella alla sua bici, era diretto verso Castelfranco quando il mezzo che sopraggiungeva nello stesso verso l'ha preso in pieno. Il conducente ha sfanalato, c'è chi dice abbia suonato il clacson. I familiari assistiti dallo studio 3A puntano il dito sulla velocità. Se avesse decelerato, questa è la loro convinzione, Kevin sarebbe ancora vivo. In quella zona c'è il limite dei 50 all'ora. Abbastanza forte, per cui non era una velocità sicuramente adatta a questa strada. Poi forse l'errore che ha fatto è stato quello, già che lui era a sinistra. Lui era a destra o a sinistra? Allora, noi eravamo tutti a destra, ma lui rispetto a noi, rispetto alla fila, era leggermente a sinistra, Kevin. Non sarà facile capire le rispettive responsabilità di questo ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca. La Polstrada continua con i suoi rilievi. L'ipotesi resta quella di omicidio stradale.